Tante diverse le notizie che troverete all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. All'indomani dell'entrata in vigore del decreto sanità si acuisce lo scontro tra la ministra e il presidente della regione, mentre non è chiaro a chi toccherà la scelta dei nuovi manager. Lunedì da Cosenza a Paola in bus, chiusa la galleria Santo Marco per lavori urgenti, si preannunciano giorni difficili per i pendolari. Un uomo di 50 anni è stato accoltellato a morte nella tarda serata di ieri a Miglierina, nel Catanzarese. I carabinieri hanno fermato l'autore che ha confessato l'omicidio. I partiti cominciano a muoversi per le elezioni europee, il PD presenta i candidati, Forza Italia si ritrova a Davoli, mentre il Movimento 5 Stelle annuncia l'arrivo di Di Maio in Calabria. Il procuratore antimafia Nicola Gratteri incontra i giovani a Catanzaro e li esorta a scegliere le strade della legalità. Il magistrato fa poi il punto sulle tante inchieste fatte in 3 anni dalla DDA. Stiamo facendo un buon lavoro. Il Cosenza atteso domani sera a Salerno per l'ultimo impegno di campionato. Il tecnico incontra i giornalisti e parla anche del suo futuro. Il rinnovo del contratto è argomento di stringente attualità. Sconfitta del Crotone con lo Spezia. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura ancora la sanità e scontro tra la ministra Giulia Grillo e il governatore della Calabria Mario Oliverio dopo l'entrata in vigore del decreto sanità. Resta la domanda: chi potrà nominare i nuovi manager? I particolari nel nostro servizio. Si va avanti a colpi di post su Facebook tra la ministra Grillo e il presidente Oliverio. L'esponente di governo mena sulla politica calabrese e spiega di avere a cuore la salute dei cittadini. Il governatore attacca ribadendo l'intenzione di rivolgersi alla consulta. Non cambia nulla, è sempre un problema di aspettative e di obiettivi che non collimano. E mentre si discute sul futuro che verrà, c'è da gestire il presente, vale a dire la nomina dei nuovi direttori generali. Bene. Il punto è questo: a chi tocca la scelta? Il decreto su questo punto è chiaro, anche se non chiarissimo, visto che consiglia, si fa per dire, una decisione condivisa, commissario regione. In linea di principio c'è della correttezza nel consegnare nelle mani di Cotticelli e Oliverio l'onere della scelta. Il problema sorge nel momento in cui non dovesse esserci l'accordo. A questo punto a chi spetterà l'ultima parola? Presto detto, sarà il governo a nominare direttamente i manager. Insomma, la situazione non è lineare, come è facile dedurre, ma come può esserlo se tutto è nato all'insegna della confusione? E nel mentre noi cittadini aspettiamo di sapere chi dovrà decidere sul domani del nostro sistema sanitario, le cose vanno di male in peggio. La politica con la campagna elettorale in vista delle europee del 26 maggio. Il Partito Democratico presenta i candidati, il Movimento 5 Stelle annuncia l'arrivo del vicepremier Luigi Di Maio che il 22 sarà in provincia di Cosenza. Forza Italia si ritrova a Davoli. Vediamo. Cominciano piano piano a farsi strada nell'agone politico regionale i temi della campagna elettorale per le europee. I partiti tradizionali evidentemente si sono resi conto che per sensibilizzare i cittadini e invogliarli alla partecipazione devono spingere sull'acceleratore delle proposte e così il PD presenta i suoi candidati, Iacucci e Nucera, affidando al commissario Graziano il compito di spiegare le strategie del partito che mirano a raggiungere 2 obiettivi: cambiare l'istituzione europea e combattere l'ascesa dei sovranisti. A mio avviso bisogna rappresentare un'altra Europa, bisogna rappresentare più Europa, ma nella logica di dare forza ad un paese, ma soprattutto al Mezzogiorno, che ha grandi difficoltà dal punto di vista in particolare delle fasce più deboli. Quindi dobbiamo avere più Europa, ma un'Europa diversa da quella che abbiamo oggi, e soprattutto la dobbiamo rappresentare, a mio avviso, facendo lo sforzo di mettere in campo la possibilità di eleggere il Presidente della Commissione europea direttamente dai cittadini. Il Movimento 5 Stelle si prepara alla visita di Luigi Di Maio, che sarà in Calabria il 22 maggio a sostenere i propri candidati, e tra questi la ricandidata Laura Ferrara. Anche Forza Italia si muove con i vertici del partito regionale che in un convegno a Catanzaro hanno parlato del futuro del partito e la presenza del candidato alle europee Lorenzo Cesa. L'Europa da cambiare sicuramente, perché bisogna efficientare maggiormente l'Europa, renderla
più veloce nelle decisioni, perché non si può competere con i cinesi, con gli americani o con gli indiani, oggi con i russi, dove vengono assunte delle decisioni e praticate dopo 2 minuti. Bisogna rafforzare l'Europa, cambiarla, ma restare in Europa e fare in modo che si arrivi a fare quello che era il sogno dei padri fondatori europei, Schuman, De Gasperi, che in fondo volevano gli Stati Uniti d'Europa. Le notizie di pubblica utilità: da lunedì la Galleria Santo Marco sarà chiusa per lavori urgenti. Da Cosenza a Paola i pendolari potranno utilizzare solo i bus, si preannunciano disagi, vediamo. Ci siamo, manca poco alla chiusura della Galleria Santo Marco sulla linea Cosenza-Paola. Da lunedì 6 maggio ci sarà il blocco totale della circolazione ferroviaria sulla tratta per consentire i lavori di potenziamento e manutenzione dell'infrastruttura. Interventi programmati da tempo che partiranno lunedì prossimo per concludersi il 23 giugno. Ritornerà quindi il servizio dei bus navetta da una stazione all'altra. Per i pendolari non è una buona notizia, perché con il trasporto su gomma si allungano i tempi di percorrenza e i disagi. Ma i lavori sono necessari per garantire la sicurezza. La chiusura del tunnel, prevista inizialmente per lo scorso 8 aprile, è stata posticipata per non creare disagi in occasione dei festeggiamenti in onore del santo patrono della Calabria, San Francesco di Paola, che si concludono oggi. Adesso però si apre il cantiere sui 15 chilometri del rettilineo. Tutti i treni fra Paola e Cosenza saranno cancellati e sostituiti dai pullman. I bus in partenza da Paola osserveranno lo stesso orario dei treni. Da Cosenza invece partiranno con un anticipo di circa 30 minuti rispetto all'orario ferroviario per garantire le coincidenze nel nodo di Paola. Per agevolare i pendolari, l'impresa di trasporto ha predisposto in aggiunta un sistema integrativo di bus fra Cosenza e Lamezia Terme per assicurare le coincidenze con i treni da e per Reggio Calabria. I disagi ci saranno, però se definitivamente si risolverà il problema, pazienza, anche questa volta accetteremo, anche perché è l'unica strada che ci collega, quindi non è che possiamo prendere altre iniziative, altri scorciatoie. Venire con la macchina, anche la strada, la 107, insomma, lascia molto a desiderare, per cui è l'unico collegamento un po' accessibile, quindi speriamo che si risolva definitivamente questo problema. Ci spostiamo nel Vibonese per un triste anniversario. 7 anni fa Filippo Ceravolo, 19 anni, è stato ucciso per errore. Il dolore e l'appello dei genitori, vediamo. Era nato il 4 maggio ed avrebbe compiuto 26 anni. Un triste destino ha voluto che questo non accadesse. Filippo Ceravolo è stato ucciso per errore, vittima di un agguato di 'ndrangheta che il 25 ottobre del 2012 sulla strada che conduce a Pizzoni avrebbe dovuto colpire un componente delle famiglie protagoniste di una sanguinosa faida. Invece quei colpi hanno raggiunto lui, Filippo, vittima innocente. Da quel giorno la famiglia non si è rassegnata all'idea che i criminali che hanno ingiustamente troncato la vita di questo ragazzo la facciano franca. Il padre Martino, da quasi 7 anni, non si è mai fermato nella sua straziante richiesta di giustizia e coglie ogni occasione per ribadirla. Ed il 4 maggio, che non può più essere per loro un giorno di festa, diventa per Papa Martino una nuova occasione per rinnovare il suo appello. Il problema che ormai sono quasi 7 anni che sono passati che hanno avuto giustizia di un ragazzo di 19 anni, di un territorio abbastanza ricco di 'ndrangheta e non ci sono risposte. Un papà che ha perso un figlio di 19 anni, che cosa può chiedere? La richiesta è sempre la stessa: individuare i colpevoli e che sia fatta giustizia una volta per tutte. Non è che sia un papà, una mamma e le sorelle stiamo cercando la luna, stiamo cercando come cittadini onesti, sempre lavoratori, e l'unica cosa che stiamo cercando è la giustizia, ed è giusto che un papà con tutte le sue forze, di quello che può fare, con la forza di Dio, ed è sempre con Filippo, se no noi eravamo qua da un grande dolore. Non si può accettare che un ragazzo di 19 anni non ha giustizia. Quella che saranno per gli assassini, che il messaggio che mandiamo noi, che si devono andare a costituire di quello che hanno fatto, perché hanno fatto una cosa, togliere la vita a un ragazzo di 19 anni, non è giusto così.
Scegliete la strada della legalità, le parole del procuratore antimafia Nicola Gratteri ai giovani in un incontro a Catanzaro. Il magistrato ha fatto poi il punto sulle inchieste portate avanti in 3 anni dalla direzione distrettuale antimafia. Vediamo. Non più ostaggio delle mafie, ma liberi di scegliere, lo slogan scelto dalla sezione catanzarese dell'AMMI in collaborazione con il Liceo Scientifico Siciliani di Catanzaro. Presso la sala consiliare della provincia, alla presenza del procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri e del giornalista Arcangelo Badolati, capo servizi della Gazzetta del Sud, si è discusso di legalità, parlando direttamente al cuore dei giovani, nella consapevolezza che innalzare il livello di informazione e responsabilità sia supporto prezioso nelle tante sfide e scelte del loro cammino. Parlare ai ragazzi è una cosa importante, coerenza, studiate, delinquere non conviene, impegnatevi nel sociale, fate di tutto per essere presenti nella città, occupate gli spazi, siate da esempio agli adulti. Ma è stato anche un momento per fare il punto sulle tante inchieste e operazioni che negli ultimi anni la direzione distrettuale antimafia ha condotto, sferrando duri colpi al malaffare e alla criminalità organizzata alle nostre latitudini. È da 2 anni e mezzo che stiamo combattendo un contrasto serio e sistematico all''ndrangheta nel distretto di Catanzaro. Io penso che sempre più ci sarà una Calabria libera dalle mafie, libera dal malaffare, dalla corruzione, e i giovani devono credere, credono in noi, stiamo dando risposte e ce la possiamo fare. Protagonisti gli studenti delle scuole che hanno mostrato interesse verso questi argomenti e hanno avuto anche la possibilità di dialogare ed esprimere eventuali perplessità e considerazioni. E c'è una notizia che leggiamo insieme a voi: Cosa Nostra non può essere delegata solo alla magistratura o alle forze dell'ordine. Mio padre non aveva alcun sostegno ed è morto perché era solo, perché le mele marce dello Stato hanno creato questo cortocircuito per cui mio padre era stato isolato. Non morirò per mano della mafia, affermava, ma la mafia mi ucciderà quando avrà la certezza che sarò rimasto solo. La responsabilità politica e morale della sua morte è di chi poteva fare e non ha fatto a dirlo. È scritto in una nota, è stata Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo, ucciso nella strage, lo ricorderete, di via D'Amelio. E Fiammetta Borsellino lo ha detto ai ragazzi degli istituti di istruzione superiore a Rende. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Un cinquantenne è stato accoltellato e ucciso al culmine di una lite accaduta a Miglierina nel Catanzarese. La vittima, Cesare Falvo, è stato colpito con un coltello da sub. Fermato dai carabinieri il presunto autore dell'omicidio, Giuseppe Arabia, 30 anni, già noto alle forze dell'ordine. I due si sarebbero incontrati sotto casa della vittima. Al culmine di una discussione Arabia avrebbe estratto un coltello con una lama di circa 20 cm colpendo Falvo all'addome. L'uomo è morto dopo il trasporto in ospedale, forse motivi passionali alla base dell'accoltellamento. Si è insediata la commissione straordinaria per la gestione del comune di Palizzi nel Regino. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile scorso, su proposta del Ministro dell'Interno e a seguito della relazione predisposta dal prefetto di Reggio Calabria, aveva deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale per forme di ingerenza sull'azione amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nel Mar Tirreno meridionale ad una profondità di 290 km. L'evento sismico è stato avvertito soprattutto in provincia di Cosenza. Un cavallo ha invaso la carreggiata della statale 280 nell'Amitino, provocando un incidente. L'animale è impattato contro una Fiat Panda con 2 persone a bordo in prossimità dello svincolo di Palazzo. Il conducente della vettura è rimasto ferito, illeso il conducente. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno provveduto a rimuovere il cavallo con l'ausilio di una gru. Stava viaggiando in direzione Montauro quando ha visto fuoriuscire del fumo dal vano motore, così ha accostato e chiamato i soccorsi. Il fatto è accaduto sulla strada provinciale 124 in prossimità del bivio di Pietragrande nel comune di Salettì. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Catanzaro. La vettura coinvolta è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il conducente, unico passeggero a bordo, ha abbandonato il mezzo prima che venisse coinvolto completamente dalle fiamme.
Giornata mondiale della Croce Rossa, iniziative in programma a Crotone, vediamo. Anche a Crotone si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa italiana. Oggi e domani per 2 giorni si svolgeranno attività e informazione alla popolazione per far conoscere il lavoro che quotidianamente si svolge all'interno dei comitati della Croce Rossa italiana. Un'attività di sensibilizzazione alla sicurezza con l'allestimento in piazza della resistenza di una mostra del Corpo Militare della Croce Rossa e una campagna di prevenzione delle malattie metaboliche a cura delle infermiere volontarie. 2 giorni intensi di attività volte a far conoscere quelle che sono le nostre appunto attività rivolte alla popolazione, sia in scenari diciamo di pace che in quelli di guerra, e lo facciamo in una settimana particolare che è la settimana mondiale della Croce Rossa, che precede il compleanno del nostro fondatore, che è Henri Dunant, che nasce appunto l'8 di maggio, e l'abbiamo fatto con una serie di iniziative. Inoltre verranno anche effettuate dimostrazioni delle manovre salvavita e simulazioni di soccorso a cura dei soccorritori del Corpo Militare. Domani faremo una simulazione di un recupero in territorio ostile di 2 feriti. Ci sarà praticamente in piazza Ultras un nostro PMA, un posto medico avanzato che scenderà stasera da Bari, quindi è come un ospedale mobile, lo monteremo, domani faremo questa simulazione dove ci sarà un'esplosione, resteranno coinvolti un bambino con il papà, manderemo l'ambulanza al recupero di questa esplosione, di questi feriti, per poi curarli nel nostro posto medico avanzato. E ci saranno anche 3 giovanissimi studenti dell'Istituto Comprensivo Casali del Manco 2 alla finale dei campionati internazionali dei giochi matematici in programma sabato 11 maggio all'Università Bocconi di Milano. Si tratta di Fiorella De Cicco, Giampaolo Gallo e Aldo Manna, che hanno superato le semifinali di Cosenza, a cui hanno partecipato più di 500 concorrenti. I ragazzi, accompagnati dalle prof di matematica Concetta Generoso e Antonella Caprio, sono stati premiati per aver superato il primo step al liceo Fermi. Lo sport adesso con la Serie B, cominciamo con il Crotone sconfitto nel pomeriggio di oggi per 2-0 dallo Spezia. Vediamo. Sconfitta del Crotone in trasferta allo stadio Alberto Picco, 2-0 il risultato finale. Spezia che vince in casa nella 37esima giornata di campionato di Serie B. Inizio di partita che vede i pitagorici partire con atteggiamento positivo. Spezia che si compatta, una gara molto equilibrata nei primi minuti. Dal 15esimo si alzano i ritmi di gioco. La prima rete dello Spezia arriva al 25esimo con Galabinov. La reazione del Crotone che alza il suo baricentro. All'81esimo il secondo gol con Bidawi al termine 4 minuti di recupero che non cambiano il risultato. La squadra ha lavorato molto bene fino al gol, perché le cose migliori le stavamo facendo noi e siamo arrivati negli ultimi metri, siamo stati diciamo così imprecisi e poi nella situazione del cross siamo stati un pochino più blandi e da lì è nata un'altra partita. Lo Spezia ha preso più coraggio e ha legittimato la partita anche nel secondo tempo, anche se poi diciamo che abbiamo tenuto di più la palla noi, abbiamo avuto anche un paio di situazioni, però troppo poco per poter portare a casa un risultato positivo. Oggi per noi era determinante, quindi portare a casa un punto oggi significava portare a casa il campionato. Cosenza atteso domani sera a Salerno per l'ultimo impegno di campionato. Il tecnico incontra i giornalisti e parla anche del suo futuro. Il rinnovo del contratto è argomento di stringente attualità. Vediamo. L'ultima conferenza stampa prepartita stagionale avrebbe dovuto tenerla il direttore Trinchera, ci tiene a sottolinearlo mister Braia, che prima della sfida con la Salernitana parla anche di turnover, ma dice non faremo figure barbine. Sicuramente ci saranno dei cambi, cercheremo di fare la figura che ci meritiamo tutti, tifosi compresi, però non è che
Nel calcio contano le motivazioni, se scendono quelle poi diventa un problema. Cercheremo di trovare ragazzi che hanno giocato meno, che hanno più stimoli, che hanno più voglia di farsi vedere e cercheremo di fare la partita come è giusto che sia per rispetto di tutti, compreso la Salernitana. Chiaro, no? Perciò noi dobbiamo fare una bella gara, essere in campo, no? Andare lì a fare una passeggiata o una figura barbina. Perciò cercheremo di mettere in campo una formazione che dia da filo da torgere a loro e che sia di rispetto al campionato. Domani gli ultimi 90 minuti per i rossoblù, che poi potranno iniziare a pensare al proprio futuro e chissà, magari partendo proprio dalla riconferma del tecnico. Io non ho niente altro da aggiungere, queste sono cose esclusivamente del presidente e del direttore. Quando devono annunciare qualcosa lo faranno loro. Qui nessuno ha mai detto che io vado via da Cosenza, né la società né io. Ho detto parliamoci. Può darsi che l'abbiamo già fatto e voi non lo sapete. Dai voti Braia, gruppo e staff che nonostante le difficoltà iniziali hanno centrato un obiettivo che ha il sapore di una nuova promozione. Io gli do 10 ai ragazzi, perché si sono sacrificati, ci hanno sempre creduto, sono passati sopra le difficoltà, sono stati sempre positivi, non hanno mai creato polemiche, se le sono tenute dentro al limite se non erano contenti, però per me meritano tutti 10 dal primo all'ultimo. In Serie C Regina rende a riposo forzato nell'ultima di campionato, mentre il Catanzaro affronterà il Trapani e la Vibonese in trasferta il Potenza. E sembra tornato l'inverno, vediamo le previsioni, cosa ci aspetta per questo weekend. La formazione di un minimo depressionario sul Mar Ligure, attivatosi a seguito dell'affondo di una saccatura di origine scandinava, alimentato da aria fredda che sta affluendo verso il centro Europa, sarà preceduta da una perturbazione che inizia a influenzare il tempo sull'Italia a partire dalle regioni settentrionali, con piogge e temporali. L'approfondimento del minimo stesso richiamerà sulla Calabria, in una prima fase, un fronte nordafricano in risalita verso nord, seguito poi da un crollo delle temperature tra la giornata di domenica e quella di lunedì. Domani irregolarmente nuvoloso sui versanti tirrenici con possibili deboli piogge al mattino, ma con ampie schiarite durante le ore centrali della giornata. Poco nuvoloso sulle restanti aree della regione. Dalla serata nuovo peggioramento con rovesci a partire dai settori tirrenici del Cosentino. Temperatura in diminuzione. Domani ventilazione tesa dai quadranti occidentali sul Tirreno con mare agitato. Vento teso sempre dai quadranti occidentali sul Golfo di Corigliano e il Golfo di Squillace, moderato altrove con mare molto mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, immersi in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.